È un sentiero del respiro che è stato voluto e fatto in collaborazione con Chiesi Italia, proprio con duplice valenza, quella dell'inclusione, in quanto è un sentiero accessibile a tutti, anche le persone con disabilità, i primi 400 metri, parla di prevenzione, sappiamo quanto oggi sia importante parlare di prevenzione, di sani e corretti stili di vita, parla di ambiente e di sostenibilità. Oggi abbiamo capito che il connubio ambiente-salute è un connubio molto forte e se noi siamo attenti all'ambiente che ci circonda sicuramente ne guadagniamo in qualità di vita e in salute. Quando Chiesi ha chiesto di mettere a terra questo splendido progetto, il soggetto più indicato era il nostro assessorato e in modo particolare i nostri servizi forestali e le maestranze di Veneto Agricoltura. Sono esperti in questo, sono esperti in manutenzione del territorio, in recupero del territorio, in manutenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, quindi è stato un lavoro che ci ha interessato fin da subito. Siamo intervenuti, abbiamo dato un risultato positivo sotto gli occhi di tutti, quindi anche dal punto di vista della promozione turistica penso che possa avere un buon impatto, per cui ci ha fatto estremamente piacere essere stati protagonisti in questo progetto finanziato da Chiesi. Ecco, ricordiamo ogni anno il finanziamento che la Regione mette a disposizione per la tutela idrogeologica del territorio. Ma per quanto riguarda i servizi forestali sono circa 20 milioni e loro si occupano dei corsi d'acqua minori e fanno la manutenzione dei corsi d'acqua minori, ma a questi vanno aggiunti altri 20 milioni che sono destinati ai nostri geni civili che si occupano invece dei corsi d'acqua maggiori, e dopodiché ci sono tutte le opere strutturali di prevenzione e in Veneto negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2.527 cantieri per oltre 1 miliardo di euro di opere di difesa del suolo, quindi non poca cosa. Il sentiero del respiro innanzitutto rappresenta una vittoria per l'ambiente. Una vittoria visto che abbiamo anche tanti denigratori anche in Consiglio regionale sull'ambiente, insomma diamo dimostrazione che non è proprio così. Poi la questione sanitaria è importantissima perché per la Chiesi farmaceutica che loro fanno questi prodotti, diciamo, per favorire la respirazione di persone che hanno necessità, e quindi è stato, diciamo, un ottimo come dire, un palcoscenico, ecco, per promuovere anche la loro attività che sì ha scopo di lucro, però diciamo che anche relativamente ai bisogni e alle necessità, tant'è che hanno costruito anche un percorso per diversamente abili, no? Ecco, da parte mia, diciamo, la soddisfazione, insomma, come ho detto un attimo fa, questa ditta che è da Parma e che quindi lavora nell'orbita lombarda, loro sono attivi in tutto il mondo, però sono arrivati in Veneto a investire, a fare un qualcosa di bello, che ne avevamo anche la necessità, ma a promuovere quella zona colpita dalla tempesta Vaia, dove appunto c'è stata la necessità di andare a investire ancora nell'ambiente e rimettere a posto quello che si poteva rimettere a posto.